suona un po' in tutto il mondo, suona la sua meravigliosa chitarra elettrica, per carità, mai digli che somiglia a Pat Metheny, Santana, Jimi Hendrix, lui si offende, però davvero ci somiglia, Clapton e altri. È stato un ritrovarsi proprio quando ho scritto il libro Naples Power, perché naturalmente lui ne ha fatto parte, come anche se agli inizi lui è stato un grandissimo performer di Pino Daniele, di Tony Esposito, ha suonato con i più grandi, John Russo, Enzo Abitabile, Napoli Centrale, eccetera, però lui è un solista, è un jazzista, ha fatto 30 dischi da solo, ma la cosa importante, volendo fare un omaggio al Naples Power, anziché chiederlo a uno piuttosto che a un altro, e senza dover fare delle cover o dover fare delle compilation, oggi la compilation si fa nel proprio cellulare, io avevo necessità che qualcuno raccontasse anche ai più giovani i suoni contenuti nel libro del Naples Power. E Antonio Onorato quei suoni non solo li sa suonare, ma li rivive, li rielabora e li riporta, li riconduce al pubblico alla sua maniera. Allora abbiamo deciso di collaborare insieme e gli ho chiesto di scegliere assieme alcuni dei brani più significativi del Naples Power, quindi Edoardo Bennato, Eugenio Bennato, Tony Esposito, Pino Daniele, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Napoli Centrale, Enzo Abitabile, ma lo stesso Gragnaniello, Teresa Risio, e siamo partiti dall'inizio della storia, dagli showman. Infatti lui ha dedicato il brano Un'ora sola ti vorrei, non solo agli showman, ma anche a Mario Musella. Mario Musella è una delle più grandi voci, se n'è andato troppo giovane, che tra l'altro figlio di un nativo americano, e Antonio Onorato sostiene, si occupa dei problemi dei nativi americani, suona con loro, gira il mondo cercando di raccontare, di denunciare chi abusivamente ha preso le terre di altri. Succede, ahimè, anche oggi, ma ai nativi americani è successo veramente con la distruzione totale di un popolo. Tornando alle musiche, quindi, a parte la meravigliosa Tambugliata Nera, una sua interpretazione, io ho prodotto 50 anni fa quella della Nuova Compagnia di Canto Popolare, mi ritrovo ad ascoltare un pezzo strepitoso che è la sua interpretazione, ma Un'ora sola ti vorrei, quindi Un giorno credi di Edoardo Bennato, fino a un brano di sua composizione, un brano che ha dentro tutto il suono del Naples Power e la genuinità, l'originalità della sua composizione, From Napoli to Belo Horizonte.